Ciao, sono Diego, personal trainer. Ti do il benvenuto in questo bellissimo posto che è il Lago del Corlo, che ho scelto come cornice per parlarti di questo mio progetto, che in realtà sarà un racconto su quello che io intendo come corretto stile di vita. Cosa dovrebbe essere il corretto stile di vita? Secondo me, il corretto stile di vita è quel modo di approcciare alla vita tenendo conto che noi siamo degli esseri ancestrali, passami il termine. Noi abbiamo uno smodato bisogno del contatto con la natura, abbiamo bisogno del colore verde, abbiamo bisogno di stare a contatto con tutti gli elementi, come l'acqua. Ecco perché ho scelto di venire qui, appunto al Lago del Corlo, per godere dei suoni della natura come quello del lago, gli animali, il silenzio che offre il camminare dentro a un bosco. Fondamentale, almeno per me, è riuscire a staccare la mente, calmarla, fermare tutti i pensieri che durante la settimana ci assillano, mi permetto di dire, immergermi nella natura per poi riuscire a trovare dentro di me la calma e l'energia che mi serve per affrontare tutti i miei impegni. L'energia e la positività, sì, perché io intendo la vita sempre con uno sguardo positivo. A me non interessa lamentarmi, io voglio essere sempre positivo rispetto a quelli che sono i miei impegni e la vita. Ti ricordi il detto chi dorme non piglia pesci? Bene, a me non piace pescare, però mi piace alzarmi presto al mattino e ti spiego anche perché. Alzarsi presto al mattino è un atto che comporta molti vantaggi. Il primo è ormonale. Noi siamo predisposti alla sveglia non appena il sole sorge, anzi prima che il sole sorga. Questa pratica inoltre è anche molto utile perché ti permette di svolgere importantissimi compiti già nella prima parte della giornata e sentirti molto più libero nella seconda parte della giornata e più rilassato la sera. Un aspetto fondamentale che ho appreso in questi anni è il vivere il momento presente, inteso come qui e adesso, che è l'unico momento che esiste. In questo la natura è una grande maestra perché mi permette di staccare la mente dal passato e dal futuro e di godere pienamente del potere di adesso.